Mi trovo alla Cevapcinica Gavrilo, dove Gavrilo Princip. Ero indeciso se prendere i cevapi o la pljeskavica e quindi ho preso 5 cevapi e una porzione intera di pljeskavica, accompagnato dalla pecciona aiuta paprika, che poi vi mostrerò. E per continuare bene la serata ho preso la Jezdic Sliva, che è una grappa locale, e una birra della città di Zaječar. È arrivata la grappa e la birra di Zaječar, una città in Serbia. Dal 1895 la fanno. Ecco qua, è arrivata la mia pljeskavica, i miei cevapi, con la paprika piccante e il pane tipico. Ma visto che ho finito la grappa e la birra, ne ho chiesto un'altra. Per finire la cena ho chiesto una baklava, un dolce tipico che è arrivato in questi territori durante l'occupazione dell'impero ottomano, ma che è rimasto anche negli anni successivi. Ragazzi, volevo farvi vedere quanto ho speso ieri sera. Per 5 cevapi, una pljeskavica, il pane, la paprika, 2 birre, 2 grappe e una baklava, solo 18 euro.